Cesare Vaccotto. Intanto il pubblico ha fatto sì che questa fosse quasi una vera partita in certi momenti, cioè per l'impegno che i ragazzi ci hanno messo, non che non ce l'avessero messo, però senza pubblico, però l'impressione è stata di grande soddisfazione, cioè la sensazione che abbiamo provato noi come pubblico è davvero di aver visto 40 minuti di pallacanestro. Beh, che ci sia stata voglia di fare sui 40 minuti era certo. Il come l'abbiamo espresso è meno esatto, convincente, però voglio dire, si è visto proprio che c'era voglia di fare, ma le gambe non andavano, Esatto. il pallone non andava. Secondo aspetto, c'è una grande gerarchia e chiarezza in questa squadra. Esatto. Il coach è Maurizio Buscaglia. Io mi onoro di essere il suo assistente allenatore. Va bene. Non voglio rubare la domanda a Claudio Russo perché c'era una domanda. No, coach, giusto per una curiosità, Johnson l'abbiamo visto all'inizio della partita con del taping sulla spalla sinistra, se ha un problema, se ci puoi dire di più? Fa fatica ad alzare il braccio, non sembra un problema grave, per cui questa partita abbiamo giocato per non farci male. Lo stesso Giacori che ha finito con i crampi e qualche altra persona, per cui ci interessava far giocare, vedere un po' di amalgama che cominciasse a funzionare, dare soddisfazione ai giovani che ci stanno aiutando ad allenare, quindi la funzione principale era questa. Avremmo anche voluto regalare, come dire, un risultato alla fine, però speriamo di farlo prima possibile. Ecco, invece David Michonneau, Simone Zanotti, tra le novità di questa squadra sembrano quelli già pronti, cioè dal punto di vista della condizione, premesso che davvero, noi l'abbiamo detto tantissime volte in questa diretta di più di 2 ore, è la prima sgambata, quindi non abbandoniamoci ad alcun giudizio, sono solo impressioni, però le impressioni sono buone in generale a livello di squadra e soprattutto con questi ragazzi. Abbiamo visto in partita quello che vediamo in allenamento, c'è una grande partecipazione, una grande voglia di fare. Adesso dobbiamo trasformarla in qualità nel fare. Per trasformarla in qualità ci vuole il lavoro e questo lavoro non è che si può anticipare, ci vuole il giusto tempo. Ecco, stiamo cercando di anticipare tutto, speriamo di avere il prima possibile gli altri giocatori, non solo e non tanto per vincere l'amichevole, ma proprio per creare quell'amalgama, quell'identità che poi ci serve per il campionato. Ecco coach, per quanto riguarda il roster al completo abbiamo delle tempistiche per quanto riguarda, Howard in questo momento è impegnato con la nazionale, Gates non c'è ancora, avete delle tempistiche anche perché chiaramente lavorare con un gruppo nuovo già non è semplice, come sempre, e lei ne sa qualcosa nella sua carriera, però farlo, iniziare una preparazione senza avere il roster al completo comunque porta sì a creare degli automatismi all'interno dei quali però vanno sempre inseriti dei giocatori comunque importanti all'interno del roster. È quello che dicevamo, cioè per ora cerchiamo di integrare quelli che abbiamo, no? In attesa che poi arrivino Stewart stasera, precauzionalmente l'abbiamo tenuto fermo, per cui già con lui sarebbe una rotazione in più nei piccoli per dare respiro, per cui piano piano cerchiamo di far arrivare e poi di integrare i giocatori. Non siamo preoccupati, questo è uno step che quando costruisci le squadre è naturale, o perché hai preso un giocatore più tardi o perché sta giocando in nazionale e deve lasciare la nazionale, quindi contiamo quanto prima di avere tutti gli effettivi per poter lavorare tutti insieme, che è il primario obiettivo per poter costruire una squadra. Grazie mille. Grazie a voi. Un'ultima curiosità, vai. coach Buscaglia, quando l'ha sentito l'ultima volta e se c'è un concetto che volete già inculcare alla squadra? Coach Buscaglia lo scorso anno alla sua presentazione ci parlava di compattezza all'interno del roster, se anche questo è un concetto che dovete già instillare all'interno di tutti. Tenete presente che con Buscaglia ci sentiamo ogni giorno, tutto lo staff. Finito ogni allenamento mandiamo l'allenamento e lui l'allenamento e ci manda il feedback su cui poi noi lavoriamo, quindi è costante anche nei modi di trasferire le sue affermazioni in modo che quando tornerà prima possibile, non perché deve uscire dall'europeo ma per poter lavorare qui insieme con la squadra, perché quello che può fare il coach lo può fare il coach, cioè può essere bravo, bravissimo, ma lo può fare solo il capo. Quindi stiamo lavorando simultaneamente, lui ci manda ogni giorno, quindi ci sentiamo tutti i giorni e cerchiamo di interpretare tutto quello che lui ci segnala. Coach, ti chiedo un'ultimissima su Bamba. È un ragazzo che abbiamo visto per tanti minuti come Dell'Osso, ovviamente figlio anche di una situazione in cui mancano 3 giocatori americani. Quanto ci lavorerai su Dell'Osso ma anche su Bamba, insomma, che è un ragazzo su cui la società investe tanto. Tu di giovani che hai cresciuto sei un veterano anche soprattutto su questo. Ma il fatto è che dobbiamo migliorare tutti. Chiaramente il miglioramento del giovane
deve essere fatto in un certo modo, quello che gioca a tutto, che è esperto e conosce già il campionato, sarà fatto in un altro modo. Tutti e due però devono integrarsi, dico sempre che bisogna creare una sinergia tra tutti i giocatori, non è una somma la squadra, è una sinergia, per cui il miglioramento di uno servirà per migliorare anche l'altro. Grazie a Cesare Pancotto, grazie.